Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre! Un successo a dir poco epico, arrivato in un momento di massima sofferenza, con il Bayern Monaco in ascesa. Ma è stato abbattuto dal gol di Davide Frattesi, che ha regalato ai nerazzurri un posto in semifinale di Champions League con il punteggio finale di 2-1. Questo è il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport. Che emozione, che partita! Dicono che l'Inter è stanca, ma loro si inventano sempre qualcosa di nuovo. Qual è la tua prima reazione? Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Io penserei più al tipo di partita che abbiamo giocato, a come l'abbiamo sviluppata e giocata, che al risultato. È solo il primo tempo. Tra 7 giorni ci sarà il ritorno contro una squadra molto forte, ma l'Inter ha tenuto benissimo. È la vittoria più bella da quando sei all'Inter? È sicuramente una grande vittoria che ci rende felici. Abbiamo fatto qualcosa di importante in casa di una squadra che ha vinto 23 delle ultime 27 partite qui in Champions League. Dovremo dare seguito a questa grande prestazione a San Siro davanti ai nostri tifosi tra 7 giorni. Ti aspettavi che il Bayern pressasse di più all'inizio? Sì, ci hanno provato, ma hanno incontrato un Inter che ha giocato bene. Nel primo tempo siamo usciti molto bene, poi al 91esimo minuto abbiamo segnato il secondo gol con il portiere che toccava palla e abbiamo fatto un gol meraviglioso. Non abbiamo mai smesso di credere nella vittoria, nonostante il gol subito poco prima. Complimenti ai ragazzi per aver continuato così. La mentalità e la lucidità del gruppo si sono viste nel gol del 2-1, una dimostrazione di abilità. Sono d'accordo. Nel giorno e mezzo che abbiamo avuto, abbiamo detto che dovevamo togliere il possesso al Bayern Monaco senza perderlo. Siamo venuti qui con personalità. Nel primo tempo abbiamo tenuto palla molto bene, poi il Bayern si è fatto sentire, ma la squadra è rimasta lucida. Il gol alla fine dimostra quanto la squadra fosse in partita e volesse giocare con i principi che conosciamo da quasi 4 anni. Pensi che l'Inter vincerà il titolo italiano? Sì, certo. So che il Napoli ha un grande allenatore, ma siamo noi che vinciamo lo scudetto, perché siamo più forti del Napoli e abbiamo la miglior rosa del campionato, e quest'anno vinciamo la tripla corona. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Sei d'accordo con le affermazioni di Inzaghi? O no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!